Solo i vigliacchi agiscono con il favore delle tenebre. La consigliera regionale Erika Baldin del Movimento 5 Stelle commenta così la notizia della comparsa davanti a una scuola di Verona di scritte auguranti la morte alle persone appartenenti alla comunità LGBT+. Un gesto che secondo la consigliera regionale va condannato con una risposta unanime da parte delle istituzioni, sperando che si possano identificare i colpevoli e che non si cerchi di minimizzare il fatto esecrabile. Condanna il gesto focalizzando l'attenzione su chi ha amministrato Verona e il Veneto in questi anni, aggiungendo: c'è un problema anzitutto culturale, la politica ha grosse responsabilità. Penso a partiti come Fratelli d'Italia e Lega, che in questi anni hanno amministrato Verona e il Veneto e troppo spesso hanno dato la sponda a messaggi e contenuti omofobi. Nella nostra regione invece ciascuno deve essere libero di essere se stesso e amare chi vuole.